Scoperto dai carabinieri un dipendente di banca ladro a Piove di Sacco, l'uomo cinquantenne residente nella provincia di Venezia approfittava del suo ruolo per arraffare il contenuto di alcune cassette di sicurezza custodite nell'istituto bancario Carige. L'amara scoperta è stata fatta da un correntista che nel luglio 2014 aveva depositato nella cassetta di sicurezza della sua banca orologi e monili in oro per un valore di 72.000 euro. Nell'ottobre di quello stesso anno il correntista si è reso conto che parte del tesoro contenuto nella cassetta era sparito, così ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Le indagini degli uomini dell'Arma, durate 1 anno e mezzo, hanno consentito di acciuffare il ladro, l'impiegato della filiale di Piove di Sacco. Scattata la perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento nell'abitazione dell'uomo di 2 anelli in oro giallo con pietre e rubini, un orologio Rolex Daytona e un telefono cellulare Apple, bottino del malvivente. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato e sospeso dal servizio. Nel frattempo proseguono gli accertamenti da parte dei carabinieri che stanno ispezionando la filiale per capire se il criminale possa aver compiuto altri furti simili all'interno della banca.